Giovinazzo e Cesena, 2 passi dal sogno, 2 sfide in 7 giorni per scoprire chi riuscirà ad arrivare ai vertici del futsal italiano. Buon pomeriggio dal Pala Panzini, da Davide Menolascina. Si gioca la finale di andata dei playoff di Serie 2 Elite. Clima stupendo al Pala Panzini di Giovinazzo, squadre appena entrate fronte telecamera per dar vita al primo atto di questa finale playoff, vicini al sold out questo pomeriggio, con 3.000 posti quasi esauriti, capienza del Pala Panzini quasi sold out, presente anche un gruppo di tifosi arrivato da Cesena per seguire in trasferta la propria squadra. Saluto tra i 24 giocatori a terra arbitrale che daranno vita alla partita. Noi andiamo a vedere invece quelle che sono le formazioni. Partiamo dal defender Giovinazzo, in campo con Di Capo, Piscitelli, Fanfulla, Di Fonso, Cutrinelli, Di Benedetto, Marolla, Palumbo, Greco, Tanche, Divanei e Rafanelli, guidati da Gustavo Menini. Cesena invece guidato da Roberto Simani, in campo con Pazzini, Zandoli, Pasolini, Dentini, Achimi e Gardelli, Traversari, Pieri, Pritoni, Barbano, Nunzi ed Ercolani. Quaterna arbitrale per questa finale: Andrea Barilla di Celiselo Balsamo e Pierluigi Minardi di Cosenza, rispettivamente arbitro numero 1 e numero 2, Paolo De Lorenzo di Brindisi arbitro numero 3, il cronometrista invece Amedeo La Calamita della sezione di Bari. Quasi tutto pronto per il calcio d'inizio, fissato alle ore 16. Nel Cesena non c'è tra i pali Montalti, è da monitorare anche la situazione legata a Gardelli, che ha fatto riscaldamento da solo prima di tutto in campo. Per effettuare il riscaldamento è a disposizione ai 12 di Osimani, da capire se stava smaltendo qualche problemino fisico o se è tutto ok. Sembra anche abbastanza carico il pivot in maglia numero 11 del Cesena. Foto di gruppo per il Giovinazzo e poi si potrà cominciare. Abbiamo il quintetto del Cesena con Pazzini tra i pali, Dentini, Achimi, Traversari e Pieri, quadrati dalla nostra regia mentre si danno le ultime indicazioni. Adesso scopriremo anche il quintetto scelto da Gustavo Menini, sponda Giovinazzo. Si gioca, come detto, in un clima stupendo, fa anche molto caldo qui al Pala Panzini, società di casa che ha omaggiato ogni spettatore con una bottiglietta d'acqua per provare a combattere un po' la temperatura altissima di questo pomeriggio. Menini tra l'altro sta osservando i 5 del Cesena, pronti per scegliere poi chi mandare in campo. Probabilmente ci sono degli accoppiamenti difensivi da rispettare e quindi Divanei, Di Fonso, Fanfulla e Di Benedetto insieme a Stilo Di Capo tra i pali inizieranno questa partita. Il primo pallone sarà invece del Cesena. Da sinistra a destra gli ospiti muoveranno il primo pallone della partita rispetto a quella che è la nostra inquadratura. E quindi sta per iniziare la finale di andata. Traversari nel cerchio di centrocampo, pronto a dare il via ufficialmente alla partita. Fischietto in bocca per Barilla. Inizia Giovinazzo Cesena. Dentini cerca subito il pallone in profondità, testa di Divanei, Di Fonso pizzica il pallone, lo recupera Dentini, si carica verso Pieri, cerca la porta. Primo tentativo del Cesena dopo 13 secondi per provare anche a scrollarsi di dosso quello che può essere un fattore ambientale da non sottovalutare, considerando che
ovviamente i tifosi del Giovinazzo sono in netta superiorità e che soprattutto in semifinale il Giovinazzo ha indirizzato la qualificazione nel match di andata. Divanei cerca Di Fonso sulla destra, non aggancia il numero 10 del Giovinazzo. Giovinazzo, dicevo appunto, che ha battuto 5-1 la Futura nella semifinale di andata, poi perso 4-2 in Calabria, ottenendo poi il passaggio del turno in virtù del maggior numero di reti segnate. Stessa ovviamente dinamica regolamentare anche per questa finale, eccezione fatta per i tiri di rigore previsti in questo caso, ovviamente essendoci due squadre che arrivano da gironi differenti. Fino alla semifinale invece c'era la posizione in regular season come discriminante. Finisce per terra Fanfulla, non c'è fallo ai suoi danni, prova a ripartire dall'altra parte il Cesena, scivolata di Fonso, palla fuori, 51 secondi trascorsi in questo inizio di partita. Palla giocata verso Francesco Dentini. Giovinazzo che tiene la linea di pressione abbastanza alta in questo avvio. Recupera il pallone Salvatore Di Benedetto, cerca uno spazio, finisce per terra, intervento sul pallone da parte di Hakimi, indica Minardi, recupera palla Di Fonso, può attaccare, può anche pensare al tiro, scarica per Di Benedetto verso il secondo palo, palla vagante, arriva Divanei, tiro ribattuto da Dentini, primo corner per il Giovinazzo, affidato proprio a Bernardo Di Fonso, l'alza a cercare Divanei che non inquadra lo specchio della porta e si riparte con Dentini a gestire il pallone. Tocca Di Benedetto, guadagna rimessa laterale in prossimità della linea di metà campo. Dentini, Pieri, Hakimi, cerca il pallone alle spalle della difesa, interviene Di Benedetto che riesce a conservare il possesso, ancora Di Benedetto, si sovrappone Divanei, Di Benedetto tiene ancora il possesso, va da Di Fonso col tacco, gran corridoio per far partire Di Benedetto che poi si ferma. Divanei, c'è spazio sulla sinistra, vuole ragionare con calma su questo possesso. Di Benedetto prova a sfidare uno contro uno Hakimi che è bravo in scivolata però a chiuderlo. Fallo laterale per Salvatore Di Benedetto. Divanei, Di Benedetto prova il numero, passa Di Benedetto, finta il passaggio per vie centrali verso Fanfulla, palla che viene respinta, guadagna ancora fallo laterale. Sempre Di Benedetto a battere dalla sinistra, è pronto Gardelli a fare il suo debutto del match, il riferimento offensivo di questa squadra, lo dicono anche i numeri, 28 gol solo in regular season. Divanei dalla distanza colpisce la schiena di Hakimi, calcio d'angolo Giovinazzo ancora, 2 minuti 20 secondi trascorsi. E palla che viene presa da Bernardo Di Fonso. Si muove Fanfulla, il pallone è fuori, Divanei quasi da fermo, va col mancino, non distante dalla porta, il pallone che termina però fuori, dentro Cutrinielli per Di Benedetto e secondo me era proprio questo che Menini osservava prima di scegliere il quintetto. Nicola Cutrinielli inserito appena Gardelli ha fatto il suo ingresso in campo, potrebbe essere la scelta difensiva del tecnico del Giovinazzo. Gardelli riceve davanti a Cutrinielli, palla che termina fuori dopo il tocco del numero 11. Di Fonso, Divanei in avanti a cercare Fanfulla, contatto, Pieri recupera il pallone, c'è spazio per Pritoni, sinistro alto, Fanfulla fuori, dentro Luca Stanche, chiedeva il fallo ai suoi danni Fanfulla che non è stato però concesso. Ancora 0-0 il conteggio delle infrazioni mentre se ne va il terzo minuto del primo tempo.
Divanei con l'esterno a cercare Tanche. Pieri ancora una volta bravo a disturbare senza fallo il giocatore avversario, in questo caso Tanche. Hakimi alza il pallone verso Pritoni, controllo complicato, non riesce a tenere in campo. Divanei ha già battuto. Tanche cerca il sinistro, scheggia il palo e prova a caricare anche la sua curva. Mentre ci arriva il dato sulla capienza, lo diciamo tra un attimo perché c'è Divanei che calcia, impegna ancora Pazzini, subito calcio d'angolo per Difonso. Divanei, Cutrinelli la vuole, Divanei sceglie di tornare da Difonso, danza Difonso col destro, non trova la porta ancora. (3:28 trascorsi), 2000 presenti al momento al Palapanzini per questa finale di andata. Difonso intercetta un altro pallone che termina però poi nuovamente sul fondo e sarà sempre Jacopo Pazzini a batterlo. Lancia in avanti a cercare Gardelli, Cutrinelli cerca di disturbarlo, Gardelli conquista di forza la rimessa laterale. Pieri, Pritoni va a cercare ancora Hakimi che cerca il controllo con l'esterno, non riesce a tenere il pallone in campo. Divanei scambia con Difonso. Cutrinelli sulla sinistra, 1 contro 1 con Gardelli, tocca il pallone a Hakimi, Difonso chiama Di Capua, poi gestisce bene il pallone, trova il tocco dell'avversario e trova anche la rimessa laterale. Pronto Alessandro Palumbo a sostituire Divanei nel frattempo. Palumbo tornato in occasione della semifinale di ritorno contro la Polisportiva Futura, ha anche segnato il gol del momentaneo 1-2, archiviando un periodo di problemi fisici. Tanche vincere il palo nel frattempo, fallo laterale Giovinazzo quando siamo entrati nel quinto minuto. Traversari per Hakimi, invece la scelta di Osimani. Difonso tocca per Cutrinelli, vuole calciare, svirgola il pallone che arriva comunque a Tanche solo per un attimo, poi cerca di gestire il possesso Pritoni, ma la palla è nuovamente del Giovinazzo. Ancora Difonso, attacca centralmente, si allarga Cutrinelli, servito, Cutrinelli sbaglia il controllo, palla per Tanche che calcia sull'esterno della rete. Si riparte con il rinvio del Cesena. Palla alzata sulla corsa di Pritoni, grande aggancio, palla che però scappa un po' via, Palumbo in vantaggio. Cutrinelli alle sue spalle, cerca Gardelli, intercetta, fermato al momento del tiro, poi Palumbo deve liberare, palla ancora lì, Traversari indietro da Pieri, scarico verso Pritoni sulla destra, cerca di saltare Difonso che è bravo anche a ripartire, 2 contro 2, Difonso e Tanche, Difonso finisce per terra, troppo lieve il contatto dalla panchina del Cesena, chiedono anche il giallo per simulazione, sceglie semplicemente di far proseguire Barilla. Quindi rimessa per il Cesena, metro di giudizio che sembra abbastanza chiaro. Cutrinelli cerca di arrivare sul pallone che diventa buono poi per Palumbo, sbaglia il passaggio, palla vagante, Traversali se la porta avanti sulla sinistra, cerca la porta sul fondo, non c'è stato il tocco di Di Capua, dice Minardi. Traversari chiedeva il corner, Di Capua invece ha già rimesso il gioco dall'altra parte, chiede troppo anche ad un giocatore molto prestante atleticamente come Difonso, che però non arriva sul pallone. Si rialza adesso Difonso, dentro anche Zandoli per la prima volta nella partita per il Cesena. Uno dei giocatori che milita da più tempo in questa squadra che spesso è arrivata in fondo alle competizioni e anche quest'anno ha giocato tantissime partite. Questa finale di andata è la 37esima, considerando le 26 di regular season, 3 di Coppa della Divisione, 3 di Coppa Italia, in cui è uscita in semifinale contro il Benevento nella Final Four, e le precedenti 4 dei playoff. Tanche intanto cerca un varco per il sinistro, incredibile risposta da parte di Pazzini, sembrava passato il pallone e invece
grande intervento ancora del classe 2004 Palumbo per Cutrinielli. 5,40 se ne sono andati nel primo tempo. Ancora Tanche, suolata per il destro di Di Benedetto, traversa. C'è stato anche un tocco perché è stato assegnato il calcio d'angolo al Giovinazzo. Arriva anche il pallone con Cutrinielli che andrà alla battuta dalla sinistra. Palla alzata a cercare il destro di Di Benedetto che la schiaccia per terra. Prova ad arrivarci Cutrinielli. Tocco anche di Pazzini che si lamenta per un contatto. Alla fine viene assegnato rinvio dal fondo. Ci poteva stare anche il fischio nel contatto Cutrinielli-Pazzini a beneficio del portiere del Cesena. Si rimane ancora però senza infrazioni, 6 minuti esatti trascorsi. Rimessa laterale, Giovinazzo che continua a pressare altissimo. Dentini per Pazzini, rinvio a cercare l'area di rigore avversaria, palla gestita da Zandoli, scaricata poi sulla corsia di sinistra dove c'è Traversari. Dentini ci prova e trova l'opposizione di Cutrinielli. Fallo laterale per il Cesena. Hakimi alla battuta. Si muove Dentini, palla verso il secondo palo, toccata dalla difesa e quindi Cesena che guadagna un'altra rimessa laterale in prossimità del calcio d'angolo. Dentini con la punta forte, attenzione alla palla vagante, ci va a Traversari, colpisce ancora Cutrinielli e poi il fallo è di Traversari su Palumbo. Calcio di punizione per il Giovinazzo già battuto. Cutrinielli, Palumbo, Cutrinielli si muove anche di capo per dare una linea di passaggio in più. Dentini lo pressa forzando il suo passaggio, testa di Hakimi e Giovinazzo che comunque guadagna una ventina di metri di campo. Di Benedetto la battuta, Tanche vuole subito calciare in porta, palla rasoterra, ci prova ad arrivare Palumbo in due tempi, Pazzini la fa sua. Tanche sta provando ripetutamente a calciare appena gli si presenta l'occasione. Fallo laterale Giovinazzo, torna in campo Divanei, sarà probabilmente lui l'incaricato del fallo laterale. Dentro anche capitano Angelo Piscitelli accompagnato dall'applauso del pubblico. 2 gol per lui in semifinale d'andata contro la Polisportiva Futura. Tanche, buona palla per Divanei che ha un po' di spazio, va col sinistro, Pazzini non la tiene, testa di Di Benedetto e nuovamente mani di Pazzini che poi sceglie il rinvio sulla sinistra. Hakimi, c'è Dentini che ha guadagnato un po' di spazio dall'altra parte, sceglie poi di ricominciare con calma da Zandoli, lancio in avanti a cercare la conclusione da parte di Traversari che non aggancia il pallone, rinvio per Di Capua, lancio in profondità verso Tanche, la palla arriva, Tanche non riesce a calciarla, riparte dall'altra parte il Cesena, chiusura di Divanei, rimpallo Hakimi, Divanei con l'ultimo tocco proprio dell'84 del Giovinazzo e quindi rimessa laterale ancora per il Cesena. 7 minuti e mezzo trascorsi, 12 e 30 da giocare prima dell'intervallo. Recupera palla Piscitelli, scarica per Luca Stanche, Dentini in pressione, palla indietro che arriva Di Capua, passaggio per Divanei che deve accelerare per non farla uscire, non riesce però a servire Di Benedetto dall'altra parte. Hakimi cambia tutto bene andando da Dentini che se la sposta sul sinistro, serie di rimpalli, arriva Divanei a togliere il pallone, ancora Divanei in avanti verso Fanfulla che però stava prendendo posizione centralmente, quindi palla irraggiungibile per lui. Rimessa laterale per Hakimi, torna in campo Nicolo Pieri nel frattempo, eccolo in profondità, Piscitelli allontana, Divanei dietro da Piscitelli, poi Di Benedetto colpisce Dentini, palla fuori a disposizione del Giovinazzo.
Piscitelli per Di Benedetto sulla sinistra, Divanei dall'altra parte. Piscitelli, Menini, Divanei in avanti verso Fanfulla che vince il rimpallo, torna da Divanei. Piscitelli cerca un varco, poi Di Benedetto in avanti verso Fanfulla, disturbato ancora una volta da Pieri che fa bene il suo mestiere senza commettere fallo. Poi arriva un richiamo per Fanfulla e Pieri, senza però nessun provvedimento disciplinare. Rimessa a Cesena, Hakimi con l'esterno verso Francesco Dentini. Sfidano contro uno, Di Benedetto e lo salta, arriva Fanfulla a dare una mano. Di Benedetto cerca un varco per il tiro, trova la deviazione da parte di Pieri, rimessa laterale per il Giovinazzo che equivale a un corner praticamente. Palla verso Divanei che se la sposta sul destro, cerca la porta, Pazzini respinge, poi Fanfulla sulla respinta. C'è stato un tocco di Traversari, rimessa laterale ancora per il Giovinazzo, sempre con Divanei. Di Benedetto calcia di prima, colpisce Dentini, palla poi per Divanei con l'esterno verso Fanfulla, limite dell'area, non lo vuole far girare Pieri, aiutato anche da Hakimi. La palla poi arriva a Pazzini, Hakimi, Dentini in avanti, finisce per terra, a palla lontana Hakimi. Arriva un fallo, il primo commesso dal Giovinazzo in questa prima frazione, e quindi ripristinata la parità anche per quanto riguarda i falli. Dentro Gardelli da una parte, Cutrinielli dall'altra. Pieri, Hakimi, tocca Fanfulla, rimessa per il Cesena. Ancora Hakimi la battuta, cerca di andare verso l'area di rigore del Giovinazzo, Di Capo non prende il pallone, Di Fonso lo allontana, testa di Hakimi, palla in fallo laterale, Divanei pronto a rimetterla in gioco. Di Fonso prova il dribbling nello stretto, la palla è uscita, l'ultimo tocco è stato proprio di Hakimi. Di Fonso si lamenta ancora per il contatto nella parte alta del corpo. Rimessa laterale affidata proprio a Bernardo Di Fonso. Divanei cerca il pallone in profondità che termina però direttamente oltre la linea di fondo. Rinvio dunque per Pazzini, Pieri dà indicazioni ai suoi compagni, passaggio corto per Hakimi, partito Pritoni sulla destra, il lancio è per lui, deve chiudere Divanei con il colpo di testa, palla in fallo laterale. Pritoni per Hakimi, cerca un varco per il destro, Di Capo non si fida della presa, la mette in calcio d'angolo. Battuta per Pritoni. Pieri chiama il pallone, ha già segnato un gran gol tra l'altro contro il Lecco da questa situazione. La palla adesso viene toccata però dalla difesa, impossibile per lui andare a calciare. Ci ha mostrato appena una settimana fa le sue qualità balistiche dalla distanza. Hakimi intanto a cercare ancora Gardelli, deve impegnarsi Di Capo per allontanare Pritoni. Hakimi cerca un varco, respinto, può partire nuovamente Divanei. Di Fonso accompagna, Divanei si ferma, Cutrinelli ha un po' di campo, buona chiusura da parte di Pritoni, la palla in diagonale verso Fanfulla che attende un compagno a rimorchio, finisce per terra, non c'è fallo, poi tocca Di Fonso e c'è rimessa per il Cesena. E adesso arriva il richiamo anche per Fanfulla, invitato a non accentuare il contatto, questo il labiale di Minardi verso il numero 9 della formazione di casa. Intanto chiusura in scivolata di Divanei e rimessa laterale conquistata sempre dal Cesena. 9 minuti 29 secondi alla fine della prima frazione. Hakimi la battuta, ancora Gardelli che cerca di prendere posizione
per vie centrali. Pritoni gestisce il pallone, si propone Hakimi, la palla passa, toccata però da Di Fonso, rimessa laterale ancora per il Cesena, che con pazienza cerca di crearsi poi il varco per andare proprio da Gardelli. Servito adesso di spalle, Gardelli prova a girarsi, Cutrinielli lo mura al momento del tiro. Calcio d'angolo per il Cesena. Gardelli ha provato a mettersi in proprio, non avendo compagni che arrivavano subito a rimorchio. Palla verso la porta di Pritoni, Di Capua protegge il primo palo, ancora corner a Hakimi, con il destro alza troppo però la parabola, con pochissima rincorsa non riesce a centrare lo specchio della porta, rimessa già battuta, c'è Di Fonso in possesso, taglio di Fanfulo anticipato ancora una volta da Pieri. Gardelli, passaggio intercettato da parte di Di Fonso, di spalle, limite dell'area, cerca di girarsi, contatto con Pritoni, si può proseguire. Pazzini e poi riparte il Cesena con il pallone ancora in avanti verso Gardelli, giocato da Traversari. Di Capua a cercare Di Fonso, che si impegna, riesce anche a toccare il pallone, ma di fatto lo manda in fallo laterale anziché in rimessa dal fondo. È una soluzione che Giovinazzo prova spesso, sia con Divanei quando ha la possibilità di calciare in profondità. Attenzione intanto a Fanfula che prova a rubare il pallone, Pritoni deve scaraventarlo via. Palla che tocca il soffitto del palazzetto, intanto Gardelli esce zoppicante dal campo, anzi non arriva il cambio perché non c'era il compagno pronto. Di Fonso cerca l'altro versante e adesso arriva il cambio, lo vedete zoppicante Gardelli avvicinarsi alla panchina. Intanto il gioco prosegue. Di capo in avanti verso Di Benedetto, controllo con il petto, la palla che sfugge via in rimessa dal fondo. Zandoli sostituisce Pieri come riferimento arretrato in questo momento in campo nel Cesena. Palla in profondità invece a cercare la corsa da parte di Pritoni, che però non ci può arrivare. Fallo laterale Giovinazzo, ancora 8 minuti e 4 secondi prima della pausa. Spazio anche per Pio Marola nel Giovinazzo. Di Fonso, Di Benedetto cerca un varco, calcio verso la porta, la mette sotto l'incrocio, trova il varco giusto Salvatore Di Benedetto per fare 1-0 dopo 12 minuti e 11 secondi. Gol bellissimo, forse Pazzini non ha visto partire questo pallone. La palla si è insaccata perfettamente all'incrocio, si sblocca con questa giocata il match. 1-0 Giovinazzo. È partita che riparte con Dentini che cerca nuovamente sulla sinistra Traversali, palla che però è andata oltre la linea laterale. Divanei alla battuta, Di Benedetto, Divanei, Di Benedetto, Cutrinielli, Di Benedetto indietro verso Divanei, poi Marolla, ancora Divanei che vuole un taglio in profondità, c'è Marolla sulla destra, ancora palla tra i piedi, poi Di Benedetto, bene per Marolla, Di Benedetto torna da Divanei, Di Benedetto da sinistra, se l'è portata fuori, dice Barilla, e quindi rimessa laterale per il Cesena. 7:09 da giocare nel primo tempo. Dentini indietro, Zandoli, Traversari, Dentini, tocca il pallone Di Benedetto, rimessa laterale ancora per il Cesena. Dentini per Zandoli, Traversari cerca di passare su Marolla che è bravo però a recuperare il possesso. Cutrinielli inciampa per un attimo sul pallone, lo porta a spasso sulla tre quarti difensiva, poi va da Divanei che non riesce a premiare il suo scatto in profondità. Marolla cerca la palla lungo linea per Cutrinielli, tocca Traversari, rimessa laterale ancora per il Giovinazzo.
Cutrinielli. Divanei con il destro stavolta per Marolla che non riesce a scaricarla, cerca la porta con il mancino Pritoni, non va distante dal gol dell'1-1. Di Capua per Palumbo, Cutrinielli, Divanei, gran velo, Palumbo prova a restituire il pallone, viene chiuso però in fallo laterale, torna in campo anche Luca Stanche per il Giovinazzo. Cutrinielli prova il dribbling, fermato da Pritoni, palla giocata indietro verso Di Capua, lancio a cercare Palumbo, troppo profondo il pallone, Pazzini può recuperare il possesso. Dentini, Hakimi, ancora Hakimi, palla in profondità, recupera Cutrinielli, Dentini se la va a prendere, calcio in porta e viene murato al momento del tiro. Hakimi alla battuta del fallo laterale, puntata verso la porta direttamente tra le mani di Capua, prova a proporsi in avanti Palumbo, lo cerca Di Capua, Palumbo non ci arriva e la rimessa è nuovamente per il Cesena. Ancora nessun time out chiamato dai due tecnici. Piscitelli recupera per un attimo il pallone, tocca anche con la coscia Tanche. Palla però per Dentini che ha ancora spazio per andare sulla destra, vediamo se prova ancora l'1 contro 1, prova a passare Palumbo, gli chiude la strada, rimessa Cesena, Dentini, Zandoli vicino a lui, Hakimi, nuovamente Dentini, Hakimi per Dentini, pressione da parte di Tanche, Dentini cerca la palla in profondità, sul petto però di Difonso il pallone, col tacco poi per Tanche, Palumbo, calcio di prima intenzione, ancora una volta attento Pazzini, Hakimi, c'è spazio ancora a destra per Dentini, tunnel su Palumbo che spende il fallo, rischia il cartellino giallo, arriva solo il richiamo per il numero 23 del Giovinazzo, secondo fallo commesso dai padroni di casa. Cesena invece fermo a quota una infrazione. Dentini sul pallone, ma occhio anche alla lunga rincorsa da parte di Hakimi. Va infatti lui che cerca la porta, trova però Palumbo in opposizione, dall'altra parte Traversari, Difonso cerca di strappargli il pallone, rimessa laterale ancora però per il Cesena, Hakimi, Dentini, Hakimi, nuovamente Dentini, fermato da Tanche ma il possesso è sempre per il Cesena. Sistema il pallone Dentini, va ad attraversare, anticipato da Palumbo che poi rischia un po' e alla fine concede calcio d'angolo, non si è sbarazzato subito del pallone, è stato poi il rimpallo sfavorevole a concedere calcio d'angolo al Cesena. Dentini dentro, la palla torna tra i piedi dopo il tocco di Piscitelli, attenzione a Traversari, se la sistema sul destro, trova prima Difonso anche di capo, Tanche in profondità, palla irraggiungibile per Difonso, ma era davvero difficile nello stretto trovare la misura giusta per il passaggio. Hakimi sfida Difonso in 1 contro 1, lo ferma il giocatore del Giovinazzo, Pritoni. Tanche a contrasto con Traversari che credo l'ultimo a toccare, c'è rimessa laterale per il Giovinazzo, ma la panchina di casa aveva chiesto time out e quindi il match si ferma quando mancano 4 minuti e 5 secondi alla fine del primo tempo. Giovinazzo che
nel suo percorso dei playoff, ha battuto 2 volte il Sulmona nei quarti di finale e poi, come già detto, ha superato nel doppio confronto la Cadiant Incendi Futura, vincendo all'andata e perdendo al ritorno, ma nel complesso qualificazione ottenuta per il maggior numero di gol realizzati, quinto posto in regular season nel girone B. Dall'altra parte invece il Cesena ha chiuso al secondo posto e poi nei playoff ha superato l'MGM 2000, perdendo 4-2 all'andata in trasferta ma vincendo 6-2 al ritorno. E poi, come già citato in occasione della semifinale, è arrivata una qualificazione ai danni del Lecco dopo i tempi supplementari, in cui è stato premiato il miglior piazzamento in regular season. Di Fonso cerca intanto il pallone in profondità, palla deviata in fallo laterale. Cutrignelli, Tanche perde il pallone, Pieri non riesce a farlo suo, è tornato in campo anche Gardelli dopo aver ricevuto trattamento da parte dello staff del Cesena in panchina. Pieri per Hakimi, partito Pritoni, gran palla sulla destra, riesce a tenere il campo, allarga per Gardelli che la mette fuori di pochissimo. Panchina del Giovinazzo che chiedeva il fallo laterale sulla giocata da parte di Jacopo Pritoni. Barilla però era a 2 passi, anche De Lorenzo agisce praticamente sulla stessa corsia e hanno valutato come il pallone fosse ancora giocabile. Imbucata intanto per Tanche che prova a girarsi per andare sul destro, finiscono per terra sia lui che Pieri, si prosegue. Gardelli a contrasto con Di Fonso, ancora Gardelli, Pieri allontana dalle parti di Capo. Iniziano adesso gli ultimi 3 minuti del primo tempo, palla messa a disposizione di Cutrignelli. Di Fonso, Palumbo, controllo non perfetto, da una buona palla poi per Luca Stanche che cerca di difenderla, arriva anche Gardelli che gliela strappa via, ancora Gardelli, Tanche gliela toglie, poi Cutrignelli per Palumbo, sulla corsa di Fonso, sposta il pallone per Tanche che colpisce ancora l'esterno della rete. Rinvio per Pazzini, Hakimi lancia in avanti, Gardelli stavolta non ci può arrivare. Tanche riceve da Di Capo, finisce per terra, stavolta c'è il fallo fischiato a Nicolò Pieri che accetta la decisione da parte di Barilla. Secondo fallo del primo tempo commesso anche dal Cesena dentro Divanei per questo calcio di punizione. Sul pallone c'è Cutrignelli, palla invece toccata per il sinistro di Divanei, sulla respinta col destro non riesce a impensierire Pazzini. Primo tiro arrivato con il piatto senza che fosse indirizzato però verso uno dei 2 angoli. E intanto adesso il time out lo prepara la panchina del Cesena. Cutrignelli intanto in anticipo su Capitan Pasolini. Di Fonso se la trascina oltre la linea laterale e quindi a 2:15 dalla fine del primo tempo arriva anche il time out chiesto da mister Roberto Osimani. Quindi partita che si ferma ancora, si è giocato con un ritmo abbastanza alto, soprattutto perché le 2 squadre stanno adottando una linea di pressione oltre la linea di metà campo. A questo va unito il fattore legato anche al caldo, partita sicuramente molto dispendiosa fino a questo momento.
e il fattore fisico è ovviamente uno dei principali da tenere in considerazione, considerando che siamo a fine stagione, che c'è da giocare anche la finale di ritorno tra 7 giorni, sabato 6 giugno al mini palazzetto di Cesena, per scoprire chi farà compagnia a Vinum Italy, Petrarca e Benevento nel lotto delle 3 promosse in Serie A 2026-2027. E intanto, come in una partita a scacchi, fuori Gardelli da una parte, fuori Cutrinielli dall'altra. Possesso riconquistato intanto dal Giovinazzo con Di Benedetto che serve Divanei, palla poi per Di Fonso. Di Benedetto, Di Fonso, Di Benedetto attaccato alle spalle, finisce per terra, non c'è fallo per colui che sta decidendo fin qui la partita, Pazzini. Hakimi, partito Pritone ancora sulla destra, stavolta pallone un pizzico lungo, ma è una soluzione che il Cesena cerca e che soprattutto ha portato a costruire delle occasioni. 1:40 intanto prima dell'intervallo, ultimi 100 secondi effettivi del primo tempo. Di Fonso cerca Tanche, la palla viene fatta sfilare da Pieri e termina direttamente in rimessa dal fondo. Da un portiere all'altro Di Capua poi va da Di Fonso, si muove Divanei in profondità. Di Fonso non ha una linea di passaggio per servire, le sceglie Di Benedetto, potenziale 1 contro 1, ancora Di Benedetto, scarica centralmente, sponda da parte di Tanche, sbilanciato al momento del tiro in maniera però considerata regolare ancora una volta da Barilla. Va detto che sono stati gestiti tutti allo stesso modo questi contatti. Adesso Hakimi cerca Dentini, palla un po' retrata, quindi possesso nuovamente riconquistato dal Giovinazzo. 1 minuto e 11 secondi prima dell'intervallo. Di Benedetto va da Divanei, cerca Tanche che viene però rallentato da Pieri. Rimessa per il Cesena. Pazzini in avanti, non ci arriva Pasolini. Allora Di Capua per Di Benedetto. Un'occhiata anche al cronometro, è iniziato l'ultimo minuto del primo tempo. Di Fonso, salta Hakimi, intanto è finito per terra Pieri, si prosegue, ma arriva un fallo poi fischiato ai danni del Giovinazzo. C'è Pieri per terra che si tocca il volto. Minardi dice di aver visto, di non aver ritenuto di dover fischiare fallo. Adesso anche Tanche aiuta Pieri a rialzarsi, quindi il contatto è stato sicuramente tra loro due. Si riparte da calcio di punizione per Divanei. Attenzione a Di Benedetto solissimo sulla sinistra. Adesso va a prenderlo Pasolini. Divanei potrebbe anche calciare da quella posizione. Dentini in barriera. Divanei ci prova senza però riuscire a inquadrare la porta. Rinvio per Pazzini, 48 secondi prima dell'intervallo. Pieri, Hakimi tenta la scivolata di Fonso ma non riesce a togliere il pallone. Palla in profondità, Dentini non ci può arrivare, è Sfera che sfila direttamente sul fondo. Battuta la rimessa da Di Capua per Divanei. Di Benedetto, Di Fonso, Di Benedetto ancora, guadagna metri, cerca poi la porta, il tiro che non esce pulito anche per merito dell'intervento difensivo di Dentini. Palla in avanti verso Pasolini, gliela toglie Di Fonso, poi una trattenuta da parte del capitano del Cesena su Di Fonso,
quarto fallo, 11 secondi alla fine. Danke a spazio, allarga per Di Benedetto che torna da Tanche, calcio col sinistro e arriva il 2-0 di Luca Stanche a 7 secondi dall'intervallo. Il Giovinazzo si porta su +2. Gestito alla perfezione il cronometro da parte del Giovinazzo, perché Di Benedetto aveva anche spazio per calciare, si è reso conto che c'era però il compagno da servire ed è arrivato l'assist vincente. Il resto l'ha fatto Luca Stanche, che ci aveva provato tanto, aveva trovato un ottimo Pazzini sulla sua strada. Il Giovinazzo va sul 2-0 proprio prima dell'intervallo, ancora Tanche, ci riprova, respinta, Pasolini al pallone tre piedi, ma arriva anche il suono della sirena. Si chiudono i primi 20 minuti effettivi al Palapazzini. Il Giovinazzo è avanti 2-0 grazie alle reti di Di Benedetto e Tanche. E sulle immagini del pubblico ci prendiamo anche noi una pausa, ci risentiamo sempre qui in diretta sul canale YouTube della divisione calcio a 5 per il racconto della ripresa.
Nuovamente in collegamento dal Palapanzini di Giovinazzo, tra poco l'inizio del secondo tempo della finale playoff di Serie 2 Elite, match di andata. Si riparte da 2-0 per il Giovinazzo, avanti sul Cesena grazie ai gol di Di Benedetto e Tanche. Si disputa oggi la sfida di andata, tra 7 giorni quella di ritorno che decreterà poi la terza promozione nella Serie A di futsal. Ultimi dettagli da sistemare, poi si potrà cominciare. Manca Di Capua, dei 10 giocatori che daranno il via nuovamente alla partita: Fanfulla, Di Fonso, Cutrignelli e Marolla nel Giovinazzo. Pazzini, Pieri, Dentini, Hakimi e Gardelli invece i 5 scelti da mister Roberto Simani per il secondo tempo. Si riparte in questo istante. Fanfulla gioca il pallone verso Cutrignelli, Di Fonso, Cutrignelli, Di Fonso, Marolla, Gardelli recupera il possesso, va da Dentini, Pieri, Dentini, Hakimi, lancia in avanti per Gardelli che riesce a ricevere, non riesce poi a tornare però in possesso. Allora Fanfulla, Marolla per Cutrignelli, pallone verso Di Fonso, suolata per Marolla, ancora Di Fonso, cerca un varco, poi il destro da parte di Pio Marolla e palla direttamente sul fondo. C'è stato per un tocco e quindi calcio d'angolo battuto. Di Fonso per il destro di Cutrignelli, traversa. Subito pericoloso il Giovinazzo. Terzo legno di questa partita. Pazzini per Pieri, bella uscita da parte del Cesena per liberare Dentini che cerca lo scarico per Gardelli. Ancora Dentini possesso, destro incrociato, deviazione di Cutrignelli e rimessa per il Cesena. Hakimi verso Dentini, vuole andare nuovamente sul destro, imbucata per Gardelli che cerca la sponda. Cutrignelli però esce, palla al piede della sua area di rigore. Ancora Cutrignelli, sbatte su Hakimi senza fallo da parte del 9 del Cesena. Dentini, palla recuperata poi da Bernardo Di Fonso, cerca anche lui il dribbling, se la allunga troppo. Pieri protegge la rimessa dal fondo. Minuto e 20 andati via di questa seconda frazione. Dentini, Pieri alza il pallone a cercare Gardelli, palla recuperata da Fanfulla che però la rimette a disposizione di Gardelli. Dentini, Pieri cerca l'imbucata, Gardelli non riesce a ricevere, apprezza comunque questa giocata da parte del compagno. Rinvio per Di Capua, corto per Cutrignelli. Di Fonso verso Fanfulla, scivolata di Dentini che rischia e poi spinta di Pieri ai danni di Fanfulla. Calcio di punizione per il Giovinazzo. Si scusa Pieri con Fanfulla per il contatto. Arriva la prima infrazione commessa dal Cesena in questo secondo tempo. Dentro Piscitelli per la battuta del fallo del calcio di punizione. Di Fonso rimane in prossimità della zona cambi. È entrato appositamente per questo calcio di punizione Piscitelli che cerca la porta, colpisce allo stomaco Hakimi. Poi torna verso la sua panchina, riprende il suo posto in campo Di Fonso. Palla toccata per Cutrignelli, destro in porta! Arriva il 3-0, lo firma Nicola Cutrignelli. Ci aveva provato pochissimo tempo fa, era stato fermato dalla traversa. Adesso è tutto suo il gol del 3-0.
1 minuto 53 secondi sul cronometro, arriva il tris da parte del Giovinazzo, che adesso recupera anche il possesso del pallone. Battuto subito il fallo laterale, Marolla spostato regolarmente da Dentini, che vince il duello spalla a spalla. Recupera il pallone Di Fonso, viene poi attaccato da Chimi, rimane in possesso Di Fonso, che va sulla sinistra, lo chiude ancora Chimi, c'è calcio d'angolo per il Giovinazzo. Arriva però il controfallo. Minardi va segnalato fallo laterale. Hakimi. Dentini in avanti, palla però che non arriva a Traversari. Rimessa al fondo per Di Capua. Lancio in avanti, prova ad agganciarla Fanfulla. La palla però nuovamente a disposizione del Cesena. Pieri, siamo nel terzo minuto del secondo tempo. Hakimi cerca ancora un pallone in avanti senza però trovare compagni. C'è fallo laterale per il Giovinazzo. Piscitelli per Di Capua. Rivia in profondità tra le braccia però di Pazzini, poi c'è il fallo commesso da Fanfulla su Pieri. Pareggiato il conteggio delle infrazioni. Posto di Fanfulla dentro Luca Stanche. Viene richiesto l'intervento dello Spazzolone nella zona di campo dove era finito per terra Pieri. Hakimi. Ancora Hakimi verso Pritoni, palla poi a cercare Traversari, controllata da Piscitelli, rimessa laterale per il Giovinazzo, affidata a Divanei. Di Benedetto. Divanei va da Di Capua. Cerca la profondità, sbaglia però la misura del passaggio. Pazzini alla battuta. Pieri. Traversare all'indietro per Hakimi. Ancora Traversari in avanti. Di Benedetto perde il controllo visivo del pallone. La traiettoria gli passa a pochi centimetri vicino. Rimessa già battuta Piscitelli per Tanche, 1 contro 1 potenziale con Pieri. Piscitelli si propone dall'altra parte, Tanche riparte da Divanei. Tanche. Ancora Divanei. Piscitelli prova a saltare Traversari, che è bravo però a riprendersi il pallone. 1-2 con Pieri, lo chiude Tanche. Di Benedetto quasi si disturbano a vicenda, riesce a calciare senza la potenza giusta, però sono di fatto ostacolati a vicenda. Bel tracciante intanto verso Traversari, arriva Hakimi sulla sinistra, la palla dall'altra parte. Si ricomincia da Pieri. Giovinazzo che è tornato rapidamente dietro la linea del pallone. Traversari, Pieri. Pressione ancora di Benedetto, che recupera il pallone. Di Benedetto appoggia per Divanei col pallonetto ed è 4-0 Giovinazzo. Ancora una volta Divanei col tocco morbido e la squadra di Benini allunga ancora. Rimasto per terra nel frattempo Pritoni. Quando siamo all'interno del quinto minuto della ripresa, Giovinazzo va sul +4.
po' di problemi ancora per Pretone, che si tocca il ginocchio destro. Non è l'unico acciaccato nel Cesena. Si riparte dunque, ancora 15 minuti e mezzo da giocare. Giovinazzo conduce con 4 gol di vantaggio. Palla in profondità, Palumbo di testa prima di traversare, c'è però rimessa laterale per il Cesena. Hakimi va a cercare il fronte destro d'attacco, non trova però compagni che arrivano sul pallone, poi richiama la panchina dicendo che Pritoni non sta bene col ginocchio. Infatti zoppica vistosamente Traversari. Palumbo gli porta via il pallone, fallo ai suoi danni, numero 2. Chiedono cartellino giallo dalla panchina del Giovinazzo, che non viene però mostrato. Secondo fallo commesso dal Cesena in questa ripresa. Palumbo, Divanei, Di Benedetto verso Tanche, prova a far passare il pallone, poi Divanei attaccato da Pieri, la palla è uscita e c'è rimessa ancora per il Giovinazzo. Divanei per Palumbo, Di Benedetto, Divanei in avanti a cercare Tanche, riceve davanti a Pieri, prova a liberarsi dalla marcatura, ancora Tanche, sinistro in porta, Pazzini, e palla poi allontanata in tribuna. Tanche per Divanei, dentro da Tanche, palla allontanata da Dentini solo per un attimo, 2 rimpalli vinti da Divanei che torna poi indietro. Palumbo dalla distanza, palla buona per Tanche, cerca un varco, lo chiudono in 2 e Pasolini allontana, rimandando il pallone dalle parti di Di Capua. Tanche, palla che arriva a Palumbo, sbaglia il retropassaggio, concede calcio d'angolo al Cesena, palla a metà strada tra Di Benedetto e Divanei. Prova la soluzione verso l'interno dell'area di rigore Dentini, tocca il pallone di Benedetto, ancora corner, c'è Traversari con un po' di spazio, sbaglia la misura del passaggio però Dentini. Divanei gestisce bene il pallone, scarica all'indietro per Di Benedetto, lancia in avanti verso Palumbo, testa di Traversari e poi mani di Pazzini. Hakimi, pressione sui danni di Benedetto, Pasolini per Hakimi, e poi viene raddoppiato, allontana il pallone. Di Benedetto chiama ancora il sostegno del pubblico di casa. Ancora 13 minuti e 50 da giocare, più i 40 ovviamente della sfida di ritorno. Rimessa laterale che arriva a Divanei, che non aveva però rincorsa per calciarla. Palla in avanti verso Tanche, anticipato a Traversari che prova ad attaccare, c'è spazio a sinistra per Hakimi, servito Hakimi, può puntare alla porta. Hakimi rinuncia al tiro, scarica per Pasolini che la manda fuori di pochissimo. Grandissima chance per il Cesena, ogni gol è importante in questo doppio confronto. Di Fonso, rientra Gardelli, Cutrinielli, Tanche, Palumbo in avanti, Gardelli dalle parti di Cutrinielli, poi Traversari la ruba, Dentini cerca un varco, sceglie ancora di andare sul destro, Palumbo la tiene in campo, viene poi fermato dal fischio di Binardi che assegna comunque rimessa al Giovinazzo. Cutrinielli per Di Fonso, si muove Cutrinielli ancora sulla sinistra, cerca un varco, Cutrinielli con il destro, Pazzini la sposta, battuto il fallo laterale, palla buona per Tanche, cerca la porta, murato anche lui.
Palumbo, tocca per Tanche che cercava Di Fonso, che aveva in realtà tagliato verso il secondo palo. Possesso riconquistato dal Cesena, 12:47 da giocare. Traversari per Dentini, Traversari in avanti, Gardelli, ancora Traversari, finta il tiro, va sul mancino, calcia con la punta senza riuscire però a indirizzare verso lo specchio della porta. Rinvio di Capua in avanti a cercare Fanfulla, palla che però viene deviata in rimessa. Palumbo per Cutrignelli, va a cercare l'imbucata ancora per Fanfulla, contatto con Pasolini che poi nello slaggio lo colpisce in maniera totalmente involontaria. Si chiariscono subito i due. Marolla per Palumbo, intanto nel giovinazzo con il pallone gestito da Traversari, in avanti a cercare Gardelli. Ancora Traversari, Dentini per Pasolini, in avanti per Gardelli, cerca di girarsi, triplicato, scarica l'indietro per Dentini che non riesce a tenerla in campo. Rimessa per Di Fonso, Cutrignelli, Fanfulla sulla destra, ancora Cutrignelli, Di Fonso, scivolata di Pasolini, fallosa a giudizio di Minardi. Arriva il giallo per il capitano del Cesena, è il fallo numero 3 per la formazione ospite in questo secondo tempo. Un elemento da considerare, considerando, scusate la ripetizione, che mancano ancora 11:53. Punizione battuta da Marolla verso Cutrignelli, che cercava poi la corsa di Di Fonso, pallone però impossibile da raggiungere. Dentini in avanti per Gardelli, buono l'aggancio. Hakimi in avanti ancora a cercare Gardelli, che però non può arrivare su questo pallone, vuole la palla sui piedi, l'ha detto adesso il suo compagno. Di capo a corto per Marolla, poi Di Fonso, Cutrignelli, ancora Di Fonso, avanza sulla sinistra, apertura per Marolla dall'altra parte, vuole un varco per calciare, viene fermato in calcio d'angolo da Dentini. Torna a battere il calcio d'angolo Di Fonso. Palla alzata per Cutrignelli, che pensa anche per un attimo al tiro al volo, poi desiste. Ancora Cutrignelli, direttamente indietro da Di Capua. Rinvio verso Pazzini che lascia uscire il pallone. Erano anche quasi scaduti 4 secondi a disposizione. Torna in panchina Gardelli, sempre visivamente non fluido nella corsa. Sicuramente un fattore per Osimhen e tutto il Cesena non avere Gardelli al top. Intanto palla vagante, ci prova Marolla a calciare, poi Traversari, indietro per Hakimi. Intervento ancora di Marolla che legge bene le intenzioni degli avversari. Marolla dribbling, prova a entrare in area di rigore, viene chiuso da Hakimi e scarica poi il pallone. Di Fonso prova a rubarlo, parte dall'altra parte Pritoni, chiuso da Fanfulla stavolta, e poi Cutrignelli completa il disimpegno spazzando fuori il pallone. Pieri, 10 minuti e 25 alla fine della partita. Hakimi, contatto Pieri Fanfulla, ma si prosegue, poi Traversari la tiene in campo. Hakimi cerca il passaggio nello stretto. Traversari aveva anche preso il tempo al suo marcatore, ma la palla è terminata direttamente fuori. Rimessa per Di Fonso, cercare la corsa di Cutrignelli, ce l'ha sul mancino, prova comunque, palo incredibile.
è palla che è uscita in fallo laterale effettivamente, quindi Hakimi deve rimettere il pallone in gioco da lì. Cutrinelli tocca anche questo pallone che arriva però a disposizione dall'altra parte verso Pritone, che cerca di mettersi in proprio, chiede un tocco che non viene accordato e quindi c'è rinvio dal fondo per Di Capua. A 9 minuti 57 secondi, lancio sulla corsa di Di Fonso che la gira direttamente in porta e va vicinissimo al 5-0. Rinvio lungo di Pazzini, palla che sfila via, direttamente rimessa per il Giovinazzo. Di Capua, anche lui soluzione profonda, Pazzini anticipa Di Fonso, poi deve scaraventare via il pallone, essendo uscito fuori dalla sua area di rigore. C'è rimessa laterale per il Giovinazzo. Di Benedetto ci prova, palla passa in mezzo ad Hakimi e Traversari, ancora una volta però reattivo Pazzini. Di Fonso scambia con Di Benedetto, poi va da Tanche che non riesce a calciare con il destro. Traversari può andare in contropiede, c'è Pritone che si propone, Divanè ha capito tutto, poi Tanche, un'occhiata anche a Di Fonso, fermato da Traversari, bravo alle sue spalle a rubargli la sfera, poi contatto con Divanè, fallo del giocatore in maglia numero 84, cartellino giallo. Secondo fallo per il Giovinazzo. 9:21 da giocare. Chiesto nuovamente lo spazzolone per asciugare il parquet. Un metro più avanti rispetto a dove è posizionato il pallone per il calcio di punizione. Hakimi sulla palla a colloquio con Pieri. Va Hakimi, forte in porta, respinge Di Capua. Palla poi giocata all'indietro per Pazzini. Nuovamente Hakimi. Traversari. Spostato da Piscitelli. Cutrinelli per Tanche. Melini prepara il time out. Cutrinelli vuole la palla in profondità. Divanè sceglie invece di dialogare con Piscitelli, poi Tanche in avanti per Cutrinelli, palla però irraggiungibile per l'autore del gol del 3-0. 4 marcatori diversi fin qui per il Giovinazzo. Di Benedetto, Tanche, come detto Cutrinelli e Divanè per momentaneo 4-0. Palla fuori in rimessa laterale, arriva come detto il time out chiamato dalla panchina di casa. Menini non può che essere ovviamente soddisfatto per quello che è accaduto fin qui in questa sfida di andata. Però come detto, discorso che vale anche per quanto riguarda il Cesena, anche un gol va considerato in ottica doppio confronto. Il Cesena deve darsi secondo me l'obiettivo quantomeno di iniziare a muovere anche la casella dei gol fatti in questa partita, per darsi poi anche uno slancio sotto l'aspetto emotivo in vista della sfida di ritorno. Giovinazzo che invece ha preso un buon margine, lo stesso con cui si era chiusa anche la semifinale di andata contro la Futura, ma per arrivare alla promozione in Serie A la strada è ancora lunga. A proposito di Serie A, vi ricordo che il 9 giugno iniziano i playoff scudetto per incoronare formazione campione d'Italia. Come sempre il canale YouTube della divisione sarà il riferimento a partire dai quarti di finale. Vi ricordo di iscrivervi anche al nostro canale per non perdere anche gli highlights delle gare e restare aggiornati.
Piscitelli ci prova, trova la risposta da parte di Pazzini, poi tanca spazio, fermato al momento del tiro. Pieri, Pritoni, Di Benedetto, palla vagante allontanata proprio da Di Benedetto, che poi richiama l'attenzione della panchina. Pazzini alza il pallone, Di Capua non riesce a tenerla, ferma comunque Dentini, ma c'è rimessa laterale in zona offensiva per il Cesena. Traversari cerca l'interno dell'area di rigore, la palla passa senza alcuna deviazione e quindi si riparte con Di Capua al rinvio. 7:57 prima della sirena conclusiva di questo primo atto della finale. Palumbo la gioca in avanti, c'è solo Pazzini però da quelle parti, palla che arriva a Di Capua. Divanei, chiuso Piscitelli, possesso sempre però per il Giovinazzo. Difonso per Piscitelli, Divanei, pressato, scarico all'indietro per Di Capua, rinvio a cercare la testa di Piscitelli che non riesce però a indirizzare verso la porta avversaria. 7 minuti e 24 secondi ancora da giocare. Pazzini, Pritoni verso Traversari, cerca il pallone in profondità, Dentini chiede calma al compagno. Palumbo, Cutrinielli, Difonso, attaccato a Traversari, arriva il fischio, è il quarto fallo del Cesena. Lo ricorda Usimani ai suoi ragazzi, un altro fallo da spendere in questa seconda frazione. Palumbo e Difonso, Cutrinielli, testa di Zandoli a Hakimi, cerca di allargare per Traversari, Divanei prova a disturbarlo, ancora Traversari in controllo del pallone, Divanei poi se lo riprende e trova anche il tracciante per Difonso. Palumbo incrocia, palla allontanata da Zandoli. Sei minuti e 48 ancora da giocare. Divanei in avanti, non ci sono però compagni, la palla arriva a Pazzini. Dentini la gira per Zandoli, Traversari prova a saltare Difonso, se la porta però oltre la linea laterale. Difonso va da Divanei. Palumbo, Cutrinielli, un'occhiata anche al posizionamento dei compagni, poi sceglie di mettersi in proprio, va sul destro a calciare, colpisce male, può andare Jacopo Pazzini a rimetterla in gioco. Dentini alza il pallone, testa di Difonso, Cutrinielli ancora in possesso, arriva Difonso in sovrapposizione, la palla è per Palumbo che cerca la porta, forse con un pizzico di fretta. Pritoni sostituisce Traversari. Sei minuti e 10 da giocare. Dentini, Hakimi, ancora Dentini, palla che arriva in zona di Vanei che la mette giù, allarga per Palumbo, ancora Divanei, cerca di tagliare il campo, palla che torna a Palumbo sulla destra. Difonso prova il numero, Hakimi però resta in controllo. Pazzini vuole un compagno in profondità, va a cercare Dentini che spinge Palumbo e commette il quinto fallo per il Cesena, e quindi da adesso in poi 5 minuti e 44 secondi in cui
ogni eventuale infrazione commessa dal Cesena porterà ad un tiro libero. Divanei, Palumbo nello stretto da Divanei, serie di rimpalli, conclusione dalla distanza e super parata su Pritoni da parte di Di Capua. Si dispera il giocatore del Cesena che aveva calciato benissimo. Di Capua ancora a respingere, stavolta il tentativo di Hakimi verso il primo palo. Pazzini, Zandoli, Hakimi, Di Fonso lo ferma. Possesso però sempre per il Cesena, 5 minuti e 19 secondi. Ancora Hakimi in avanti, palla irraggiungibile per Pritoni. Cutrinielli va da Di Fonso, tentativo di imbucata per Fanfulla che riesce a ricevere, trattenuta di Fanfulla su Zandoli, dice Barilla. Si è allungata la maglia di Zandoli ed è arrivato il fischio. Punizione battuta, Giovinazzo che sale a quota 3 falli. Cutrinielli ferma ma non riesce a tenere il pallone in campo. L'avanzata di Pritoni. Zandoli, Traversari, non controlla bene il pallone, rimessa per Di Fonso, in avanti a cercare ancora Fanfulla, fermato da Zandoli. Ancora una volta possesso per il Cesena perché l'ultimo tocco è stato proprio di Fanfulla. Pritoni in avanti per Traversari, bel controllo con il petto, cerca un varco, è scivolato anche Di Fonso. Traversari, Hakimi, non c'è un varco per calciare, allora va da Zandoli. Pritoni con il petto, Cutrinielli riparte, 2 contro 1, Cutrinielli salta anche l'avversario, sbaglia, anzi poi scivola al momento dell'assist o del tiro in porta. Hakimi, Pritoni, 1 contro 1 con Divanei, stavolta va sul destro, su Alata, ma non ci sono compagni a rimorchio. Cesena che sembra anche un po' stanco adesso. Dalla distanza, tentativo da parte di Fanfulla che termina fuori. Torna in campo Pieri nel Cesena. Pieri riceve adesso. Ultimi 4 minuti del match. Traversari per Pritoni. Palla ancora fuori, dentro Di Benedetto e Tanche. Del Giovinazzo. Divanei va da Cutrinielli, ancora Divanei. Di Capua. Di Benedetto per Divanei. Ancora Cutrinielli. Di Benedetto, Divanei, torna dal giocatore che ha sbloccato la partita, poi Tanche, Cutrinielli, indietro da Di Benedetto, Tanche, Cutrinielli, taglio in profondità di Di Benedetto, palla deviata da Traversari, poi Dentini, cerca di rubargliela Di Benedetto e alla fine l'ultimo tocco è di Francesco Dentini. Torna Hakimi in campo dopo una breve pausa per recuperare un po' di fiato. Cutrinielli allarga per Tanche, cerca un varco Tanche, sposta il pallone, va sul sinistro, calcio in porta, ancora un palo. Di Benedetto, Divanei per Tanche, a spazio ancora Tanche, grandissima parata di Pazzini. Calcio d'angolo Giovinazzo. Se ho visto bene, Mosimani ha poi chiesto il time out appena la sua squadra tornerà in possesso del pallone in situazione di palla inattiva. Tanche alla battuta,
alza il pallone a cercare il sinistro di Divanei che sbatte su Dentini, rimane in possesso il Giovinazzo. 2,50 da giocare. Cutrignelli, Tanché, Di Benedetto, vuole un varco, non lo trova, si appoggia a Cutrignelli, palla alzata a cercare Tanché, palla che termina fuori. Come detto poco fa, arriva il time out chiamato da mister Roberto Osimani. Mancano 2 minuti e 28 alla fine di questo primo atto della finale. Detto dei playoff scudetto che ripartiranno il 9 giugno, c'è anche da in ottica Serie A 2026-2027 invece, quindi un discorso che riguarda una tra Giovinazzo e Cesena. Si parte a metà settembre. L'ultimo consiglio direttivo della divisione calcio a 5 ha introdotto anche l'obbligo di avere un giocatore formato nel club, e poi c'è anche una novità per quanto riguarda la post season, perché cambia la modalità di accesso ai playoff. Le prime 6 ci vanno di diritto al termine della stagione regolare, mentre le formazioni dal 7° al 10° posto si giocheranno l'accesso con il play-in, sempre dando il fattore campo a chi ha chiuso più in alto in regular season, ma quindi offrendo una possibilità in più di entrare ai playoff anche a chi arriva dietro l'8° posto. Un formato di post season consolidato anche come gli appassionati di basket sapranno per quanto riguarda l'NBA, ma è una soluzione che viene adottata in molte discipline dall'anno prossimo. Dunque anche la Serie A di futsal avrà il suo play-in. Torniamo però in cronaca perché mancano 2 minuti e 17. Giovinazzo in possesso. Di Benedetto, Di Fonso verso Tanché, Piscitelli, Tanché non controlla bene il pallone, rischia di commettere fallo su Hakimi, poi Di Benedetto, ancora la forza per riconquistare il pallone. Tanché cerca di restituire palla di Fonso, palla che si allunga troppo. Rinvio dal fondo per Pazzini. Hakimi, bella suolata per il destro di Traversari che la manda fuori. Rinvio per Di Capo a 1,39 alla fine del match. Tanché, Piscitelli, va da Tanché, palla che arriva in qualche modo al 51, poi c'è il tocco anche da parte di Pritoni, rimessa laterale ancora per il Giovinazzo. Piscitelli, Di Benedetto, ancora Angelo Piscitelli, Di Fonso, Di Benedetto torna da Di Fonso che prova ancora ad alzare il ritmo. Piscitelli fermato sul primo palo da Pazzini. Di Fonso, Tanché, ce l'ha sul destro, ancora attento Pazzini, la palla poi che viene allontanata. Siamo entrati nell'ultimo minuto. Tanché, palla sulla sinistra, Di Benedetto vuole ancora un varco per calciare in porta, calcia centralmente, Pazzini è bravo, e poi Di Fonso sbaglia il passaggio, Tanché non riesce a tenerla viva. Ancora 46 secondi prima del suono della sirena, e poi l'appuntamento a sabato 6 giugno a Cesena. Hakimi, buono il controllo davanti a Piscitelli, scarica per Traversari. Cutrignelli chiude Pritoni, rimessa laterale ancora per il Cesena. Pieri, palla in avanti, Hakimi
Pritoni lo chiude Cutrinielli e scorrono i secondi, 29 adesso prima della fine della partita. Pieri, Pritoni per Traversari, va in avanti da Chimi, fermato da Piscitelli, 20 secondi, potenziale 4 contro 3 per il Giovinazzo. Cutrinielli cerca Di Fonso, lo chiude Traversari, ci sono ancora 17 secondi. Piscitelli ci prova e la palla passa clamorosamente, si infila ancora sotto l'incrocio e il 5-0 lo firma Capitan Angelo Piscitelli. Più 5 per il Giovinazzo. Cesena si ferma e quindi adesso si attende solo il suono della sirena. Il Giovinazzo si aggiudica 5-0 la finale di andata, ma per il verdetto l'appuntamento è nella sfida di ritorno sabato 6 giugno a Cesena. Di Benedetto Tanche, Cutrinielli, Divani e Piscitelli marcatori di questa sfida. Il Giovinazzo si mette ovviamente in chiara posizione di vantaggio in vista del match di ritorno. Se c'è una disciplina in cui però non bisogna mai dare nulla per scontato, questo è il futsal. Chi andrà in Serie A lo scopriremo tra 7 giorni. È tutto dal Palapanzini da Davide Menolascina, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare del futsal italiano.